Mondo di Facebook, buonasera a tutto spettacolo di spettacolo. Oggi prepariamo il ragù alla siciliana. Un spettacolo di spettacolo, il ragù alla siciliana che è molto diverso di quello alla bolognese. Si somigliano ma non tanto. E allora, ingredienti. A parte che questo tipo di ragù si può usare per fare gli anelletti al forno, si può fare per i cannelloni ripieni, si può fare anche per l'arancino ripieno. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti come lo preparo io. Mondo di ferro. E allora, un gambetto di sedano, una cipolla bianca, 2 carote, 700 g di carne macinata fresca sia di maiale che di bovino, 350 e 350 grana grossa, 400 g di piselle finissime se non avete quelle fresche, anche quelle surgelate, e 300 g di doppio concentrato di pomodoro, olio extravergine di oliva, una fogliolina di alloro e penso un buon bicchiere di vino o di marsala. Io uso la marsala. Ok, ragù siciliano. Questo è uno spettacolo di un ragù. Andiamo a fare il sedano. Piccolino. Adesso vi dirò pure i tempi di cottura. Anche troppo, questo lo mettiamo da parte. Ok, le 2 carote, adesso vi farò vedere tutto il procedimento con il risultato finale. La cipolla, ne metto un po' di più cipolla perché io non uso lo zucchero. Quando è arrivato a questo punto, che abbiamo tritato la nostra cipolla, il gambo di sedano e le 2 carote, possiamo metterlo nel tegame. Vi faccio vedere questo procedimento, ragazzi, è un po' più abbondante, questo porterà dolcezza nel ragù, più che altro la cipolla. Andiamo a mettere la fosforescenza, questo non può mancare mai, e andiamo ad accendere un reattore o spettacolo. Adesso a fiamma alta, passo passo dietro di me, e il risultato di questo ragù, come vi ripeto, lo potete usare sia per le arancine, sia per gli anelletti, sia per i cannelloni ripieni, sia per un tipo di pasta comune come volete voi. E allora, un cucchiaio di legno, andiamo a fare appassire tutto il soffitto che abbiamo preparato. Adesso nel primo procedimento che sto vedendo, anche fiamma alta va bene, ragazzi, fiamma alta. Adesso facciamo appassire le verdure. Come vedete, ragazzi, già le verdure, cipolla, sedano e carote sono appassite, e andiamo a mettere il nostro tritato con grana grossa. Andiamo a dargli una bella spianata. A questo punto, signori miei e ragazzi, quando il tritato ha preso questo colore che diventa tutto bianco, aggiungiamo un mezzo bicchiere di vino di marsala o di vino rosso o di vino rosé. Io lo sfumo con marsala.
Arrivati a questo punto l'alcol si è evaporato. Arrivato a questo punto di nuovo ragazzi aggiungiamo i peselle, 400 grammi, misceliamo di nuovo, aggiungiamo di sale, un po' di sale e un po' di pepe, aggiungiamo la nostra foglia di alloro e mettiamo i 300 grammi di doppio concentrato di pomodoro. Mescoliamo il tutto, aggiungiamo un po' di brodo, se avete brodo di carne o se avete brodo di un dado, come volete voi. Io lo faccio all'antica e metto solamente un po' di acqua normale. Come vedete sto mettendo un po' d'acqua, non tanta perché il ragù deve venire risetto. Ok, adesso arrivate a questo punto signori miei, fiamma bassissima per circa 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore con coperchio, ok? Mondo di Facebook, come vedete a cottura ottimata, aggiustate di sale e pepe a piacere e poi lasciarlo raffreddare. Questo è il nostro risultato del ragù siciliano, che ha del poco spettacolo di spettacolo, da lei che cerca Mondo di Facebook. Dopo che raffredda lui diventerà tutto ad un pezzo, ideale sicuramente per riempire le nostre arancine famose in tutto il mondo o dei cannelloni, un spettacolo di spettacolo con una sacca a poscia e riempite dei cannelloni. Domani vi farò la diretta dei cannelloni ripieni al ragù siciliano, uno spettacolo di spettacolo. Ve lo faccio vedere un altro minutino, un spettacolo in live, ciao a tutti.